poi quando si tratta di avere giovani che portano avanti la tradizione, che ci assicurano il futuro delle espressioni popolari, noi siamo sempre ben felici. Ma ripeto, è bello sapere che tutto questo nasce nel contesto di un'associazione così ampia come quella di Santa Rughe, che annovera gli adulti, diverse coppie e poi certamente anche il canto a concordo, che è una di quelle espressioni così importanti nel contesto. E nel corso della festa dei 36 anni e della rassegna del 3 agosto ci saranno diverse formazioni di ballo. Adesso con gli abiti che abbiamo riconosciuto nella versione un po' più piccola per le giovani e i giovani di Orosei avremo modo di vedere e di vivere insieme i 3 balli. Ballubricu, perché come abbiamo detto prima è il ballo del territorio, delle baronie di Orosei. Poi c'è Sadanza, quindi si passa dal ballo rituale alla danza di corteggiamento, un'altra delle espressioni importanti del patrimonio della nostra isola. E poi chiuderemo con Sudillo. Anche in questo caso è una bella occasione, perché da ballo rituale si apre alle coppie, quindi diventa ha una doppia valenza sia del rituale che della danza di corteggiamento, ed è Sudillo che in realtà nasce nell'area del Nuorese e si diffonde poi in tutta la zona centrale della nostra terra. Quindi abbiamo detto Giampaolo Piretta, i giovanissimi dell'associazione Gruppo Folk Santa Rughe di Orosei.
Andiamo! Andiamo! Dove? Che ne so, andiamo! Guarda,
Cari ragazzi, visto quanti begli applausi che vi hanno fatto, il pubblico vi ha abbracciato con questo applauso caloroso, e grazie, perché insomma con voi sappiamo certamente che avremo insomma una continuazione sicura delle tradizioni popolari. Quindi Giampaolo, se hai ancora un po' di musica per accompagnarli, per far uscire il gruppo, il mini folk Santa Rughe.